Ecco la situazione meteorologica. Le infiltrazioni umide nei bassi strati causano un netto incremento della nuvolosità sulla Liguria, cieli molto nuvolosi localmente coperti, possibili deboli fenomeni. Sull'estremo levante e ponente avremo invece le schiarite più decise. Nelle ore pomeridiane sprazzi di sole su Imperiese e Spezzino, con al più transito di nuvolosità alta in quota. Sul resto della regione alternanza tra nuvolosità anche piuttosto densa e parziali schiarite. Non sono esclusi deboli piovaschi sul ponente genovese e le aree interne limitrofe. Venti deboli al più moderati da sud-sud-est, con locali rinforzi nel corso del pomeriggio sulle coste del Tigullio e Golfo di Genova, con mare poco mosso o localmente mosso al largo. Le temperature massime stazionarie rispetto ai giorni scorsi, quindi non oltre i 20 gradi. Per domani, mercoledì 12 novembre, i previsori delle Alimete si attendono ancora cieli coperti sui versanti marittimi centro-orientali, possibili deboli piovaschi intermittenti in prossimità delle dorsali e montuose, cielo molto nuvoloso altrove con possibili schiarite alternate a periodi lunghi caratterizzati da nuvolosità bassa serrata e ampie schiarite in mattinata su Imperiese occidentale. Venti deboli al più moderati da sud-sud-est su centro-levante, mentre saranno deboli variabili a ponente. Ancora poco mossi i mari, localmente mossi al largo delle coste spezzine. Temperature senza variazioni di rilievo.